Siamo allo sprint finale di questa campagna elettorale. Quali saranno i tasti che toccherà di più, principalmente in questa fase finale, per convincere gli agrigentini? Ma guardi, io sto facendo il tour appunto fra i quartieri, ma anche in segreteria. Domani avrò il mio capogruppo alla Camera, Massimiliano Fedriga, alle 19 in segreteria, proprio per una conferenza stampa e anche per spiegare come stanno andando le cose a livello nazionale. E giovedì incontrerò gli abitanti di Maddalusa proprio per spiegare cosa vorrò fare in caso di vittoria per quello che riguarda tutta la situazione dell'abusivismo, della riperimetrazione e quant'altro. Quindi io mi sto attrezzando proprio per finire il giro dei quartieri, incontrare la gente e spiegare cosa vogliamo fare realmente per questa città. Lei è stato sindaco nella sua cittadina di origine. Ecco, la differenza per quanto riguarda la campagna elettorale e quello che riscontra, quali sono i passaggi che ovviamente vorrà mettere in luce rispetto a quanto vissuto come esperienza lì al nord? L'esperienza che ho avuto da sindaco al nord è stata un'esperienza importante che mi ha permesso appunto di venire qui e di portare un po' diciamo, di venetismo, diciamo, proprio come mentalità, rispettando proprio le tradizioni degli agrigentini e quindi di un popolo meraviglioso che fa dell'accoglienza, diciamo, il suo punto di forza. Certo, mettere un po' di ordine e di organizzazione, magari veneta, non ci starebbe male. Ecco, un valore che invece sta riscontrando in questa campagna elettorale che non ha vissuto lì al nord invece. Valore, io faccio la mia campagna elettorale, non è che abbia gran rapporti con gli avversari, anche perché incontri non ce ne sono stati, confronti meno, qualcuno si è rifiutato appunto di fare il confronto, però ciò che io dico, continuo a dire, che gli altri rappresentano la vecchia politica e la novità sono io. Però voglio dire, questo lo dovrò constatare il 2 giugno quando all'apertura delle schede vedremo come sarà andata, perché se gli agrigentini sceglieranno la vecchia politica, sceglieranno, non so, il Firetto con alle spalle Alfano e Di Mauro, o la Lesi con alle spalle il Cimino e Iacolino. Credo che l'Agrigento non abbia la forza di risollevarsi, ma di tornare, di fare della mediocrità un'abitudine.